manifestazione, grazie alla collaborazione con Carnevali di Marca, nasce nel 2019 proprio in occasione della nascita di Pieve del Grappa. Quindi è l'evento che ha sancito la fusione, che ha fatto sì che le nostre comunità si ritrovassero insieme. Quindi ogni anno noi percorriamo questa strada e il mio grazie va soprattutto alle Proloco di Crespano e di Paderno che realizzano il Carnevali di Marca per il grande supporto, tutti i gruppi che partecipano alla sfilata e tutti coloro, volontari alpini, GEM e protezione civile, che permettono a tutti di divertirci in sicurezza. Il messaggio è che siamo una grande comunità coesa e che dobbiamo esserlo ogni giorno di più. Noi speriamo di rendere felice la comunità, visto che come Proloco organizziamo eventi che portino all'unione della comunità e i carri e il carnevale in generale portano allegria, festa per il nostro paese. Quindi ecco, speriamo di rendere felice la popolazione e creare un momento di unione. Proloco di Crespano e Paderno si uniscono insieme per questo evento. Prima del carnevale ci sono mesi di duro lavoro che vanno dalla scelta del tema al procurare le bibite per creare il nostro chiosco, all'organizzare tutte le varie associazioni di volontari che vengono a darci una mano, come gli alpini, il GEM. Ci sarà anche una sorpresa, quindi l'unione anche e la coordinazione delle varie associazioni del territorio. Quindi